E passeggiando per Venezia che abbiamo incontrato Skipper, il famosissimo Skipper, il cane rapito, il setter irlandese di 4 anni rapito e ritrovato grazie a tanti volontari e al tam tam mediatico a Chiasso, in Svizzera. La storia di Skipper e della solidarietà di tutta Italia che si è mossa attorno a lui per il suo ritrovamento ha destato molta commozione, in particolare a lei. Chiara Fenso, la sua proprietaria, rivela le angosce e i timori vissuti nelle ore antecedenti al ritrovamento del suo amatissimo setter. Il mio timore era che il cane finisse in qualche laboratorio di vivisezione della Svizzera, perché la Svizzera è il paese con più laboratori in Europa per la vivisezione, soprattutto concentrati nel Canton Ticino, e io temo che se questo balordo aveva portato il cane in Svizzera, il motivo fosse questo. Skipper, sottratto fuori da un supermercato di Venezia al tempo di uno scontrino, è diventato tra i cani più famosi d'Italia, al punto che viene avvicinato e fermato da quanti lo riconoscono, per abbracciarlo e coccolarlo un po', al pari di questa ragazza. E Chiara, la sua proprietaria, racconta come sia stato possibile riavvicinarlo in meno di 36 ore a partire da quel terribile 26 novembre scorso. Grazie alla collaborazione di tutti gli italiani che mi hanno aiutato diffondendo il mio post su Facebook e su tutti i social. Vicenda che ha toccato anche i nostri cuori e che, vista il lieto fine, pensiamo possa aver dato speranza a quanti confidano in un domani migliore. Un'esperienza meravigliosa, credo anche per lui.